Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 8 gennaio, sono le 7.31. Vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere il palinsesto di giornata sott'occhio. Come di consueto, vediamo subito le notizie partendo dall'agenzia ANSA di stamani. Oppenheimer e Poor Things trionfano ai Golden Globe, l'italiano Garrone battuto dall'altro film Anatomia di una caduta. Barbie, il blockbuster del 2023. Nolan, miglior regista. E questo è il titolo di apertura dell'agenzia ANSA. A proposito di altre questioni che hanno tenuto banco in questi giorni, Elon Musk è un drogato perso. Le droghe di Elon Musk preoccupano i vertici di Tesla e di SpaceX dopo la denuncia del Wall Street Journal, variamente ripresa dai quotidiani di oggi, come vedremo. Bimba palestinese uccisa in Cisgiordania, il secondo titolo dell'agenzia ANSA in questo momento. Raid a Gaza, muoiono anche 3 reporter e sempre dall'agenzia ANSA oggi rientrano a scuola oltre 7 milioni di studenti, riprendono le lezioni e la questione ucraina. L'Ucraina teme Orban, il premier ungherese, ai vertici dell'Unione Europea con l'uscita di Michel. Non è escluso o comunque è possibile che Orban prenda il posto di Michel alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Ancora dall'ANSA in home page, dalle mamme alla carta spesa dedicata a te, tutti i bonus del 2024, la mappa degli interventi per questo nuovo anno, ci sono un sacco di bonus ancora, eredità dei governi Conte e Draghi che non è stata cancellata, bonus e incentivi nel 2024 valgono, secondo Assoutenti, 2 miliardi e 130 milioni di euro. Report, ieri sera su Rai 3 si è occupato del caso Moro, ci sono gli inglesi, i servizi segreti e qualche cianfrusaglia relativa alla vecchia Repubblica Sociale Italiana, cioè i fascistoni di una volta dietro la vicenda Moro. Cossiga oltretutto seppe che Moro era morto prima del ritrovamento, ma questo lo vedremo dopo con una intervista sul Quotidiano Nazionale l'ex presidente di una delle tante commissioni parlamentari di inchiesta sulla vicenda Moro. Nel frattempo Mattarella, nell'anniversario del tricolore, inteso come la bandiera, ha detto che siamo orgogliosi del tricolore che è patrimonio di storia e di cultura, ha detto il Presidente della Repubblica italiana. Lo sport, il calcio, il dominio del Milan sull'Empoli in apertura sull'agenzia ANSA di stamani. E poi, per quanto concerne la pagina di politica, oltre al tricolore, a Calarenzia, a commemorazioni presenti anche i saluti romani e tutto il resto dell'armamentario tardofascista, pseudofascista, parafascista. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. C'è una notizia dalla DN Kronos, ma poi la rivedremo appunto presa dai giornali di oggi su Elon Musk che si droga come un pazzo, bufera sul patron di X e di Tesla, feste con l'LSD, con la chetamina, con la cocaina. Magari qualcuno farà sparire le tracce, diciamo così, del cordialissimo recente incontro con le autorità governative italiane, qualcuno del governo italiano. Comunque, al di là di questo, la rivelazione del Wall Street Journal: tra le droghe usate in diversi parti in giro per il mondo ci sarebbero anche funghi allucinogeni e ecstasy. I manager di Tesla e SpaceX preoccupati. Probabilmente la storia è uscita per un tentativo di takeover, diciamo così, cioè per buttar giù Musk dalla poltrona numero uno delle sue aziende. Comunque Elon Musk è finito nella bufera, avrebbe assunto droghe illegali, sarebbe apparso drogato in diverse feste in giro per il mondo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, raccontando che l'uomo più ricco del mondo ha fatto uso di LSD a un party a casa sua a Los Angeles nel 2018, cioè ormai 6 anni fa. Preso funghi allucinogeni a un evento in Messico nel 19, assunto chetamina insieme al fratello Kimball Musk a una festa a Miami nel 21. Anche in precedenza Musk era finito al centro di polemiche per aver fumato marijuana in pubblico, scrive l'agenzia ANSA. Noi andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con taglio alto, non è il titolo principale, ma subito sotto la testata il generale Vannacci, quasi politico, un tour agitato in giro per l'Italia, ma la gente sta con me, dice il generale
Vannacci. L'apertura principale però, o meglio il titolo d'apertura del Corriere di oggi è su Gaza, l'allarme degli Stati Uniti. Ancora bombe sulla striscia, morti 3 giornalisti e Israele fa sapere Hamas al nord è smantellata. Il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano Tony Blinken dice bisogna proteggere i civili, una bimba è stata uccisa in Cisgiordania, Israele dice per errore. Di spalla c'è il caso Pozzolo, il deputato con la pistola, Fratelli d'Italia, chiedo scusa, non Forza Italia, Fratelli d'Italia, il partito a cui appartiene Pozzolo accelera, via dal gruppo parlamentare. La destra vuole recuperare anche Gramsci, è il ministro della cultura San Giuliano che ha proposto di recuperare e di omaggiare la figura di Antonio Gramsci. Mentre Sabino Cassese si occupa di sanità malata, i motivi della crisi della sanità, nell'articolo di fondo del Corriere della Sera di oggi. I sondaggi dicono, scrive il professor Cassese, che gli italiani sono molto più preoccupati delle prestazioni della sanità rispetto all'anno scorso. Si susseguono voci inquiete, la sanità è dimenticata, più che un servizio c'è un disservizio sanitario nazionale. Il sistema sanitario è molto malato o addirittura morto. Anche chi ritiene che il nostro servizio sanitario sia tra i migliori al mondo non ignora che era una volta un fiore all'occhiello del paese, mentre ora mostra segni di una malattia che ha attirato al suo capezzale molti medici e numerosi studiosi. Il Servizio Sanitario Nazionale, insieme col sistema scolastico, costituisce uno dei maggiori successi della storia repubblicana, scrive Cassese. L'idea è figlia di un liberale inglese che lavorò a stretto contatto con i laburisti, Lord Beveridge. Il suo piano, che prende il suo nome, il piano Beveridge, è del 1942. Era fondato sulla libertà dal bisogno. Molti identificano nel piano Beveridge la nascita del cosiddetto welfare state, dello Stato sociale assistenziale. Dell'idea si impadronì la cultura socialista negli anni 60. Nel piano economico approvato con legge del 1967 fu scritto che era necessario costituire un compiuto sistema di sicurezza sociale in comuni, province e regioni finanziato dallo Stato. Il Servizio Sanitario Nazionale doveva consentire ai cittadini di soddisfare le esigenze indispensabili per preservare e curare la propria salute. Questo obiettivo venne realizzato da una coraggiosa politica democristiana, Tina Anselmi. Nel 1978 la prende alla larga il professor Cassese facendo un po' di storia, diciamo così, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Seguirono varie modifiche, Francesco De Lorenzo, Maria Pia Garavaglia, Rosi Bindi e poi la riforma costituzionale del 2001, quella chiamiamola federalista. I segni più evidenti della malattia attuale del servizio sanitario sono due. Il primo si è visto in pandemia. Ogni regione è andata per conto proprio. Si è avuta l'impressione che non ci fosse un servizio sanitario nazionale, ma una confederazione di servizi. Il secondo riguarda la mobilità sanitaria, per tre quarti relativa a ricoveri ospedalieri. In 10 anni il saldo negativo di 13 regioni del sud nei confronti di quelle del nord è ammontato a 14 miliardi, il costo cioè di chi va a curarsi in un'altra regione. Più complicato individuare segnali e cause della crisi, che non sono sempre da ricercare all'interno della stessa sanità. I tre più vistosi, nonostante che le aspettative di vita siano alte, una grande quota della popolazione è in condizioni sanitarie difficili, deboli le cure primarie di base, fragile la sanità territoriale, anche per l'emorragia di medici di famiglia per pensionamenti e ricambi insufficienti. Da qui le carenze dell'assistenza sanitaria a livello territoriale, come l'assistenza domiciliare integrata e la mancanza di prevenzione. Secondo sintomo della malattia, i divari regionali in termini di aspettative di vita, mortalità evitabile, popolazione anziana con multicronicità. Ultimo sintomo, le lunghe liste di attesa e l'incapacità del servizio di affrontare le trasformazioni tecnologiche della medicina a ridurre sprechi e inefficienze. Il Servizio Sanitario Nazionale, prosegue il professor Cassese, è uno dei maggiori datori di lavoro nel nostro paese. La sanità ha 670.000 dipendenti, diminuiti negli ultimi tempi. Olanda, Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia hanno il doppio del personale rispetto alla popolazione di quello italiano.
mentre il numero dei medici italiani è in linea con i dati dell'Ocse. Quello degli infermieri invece è più basso. Dobbiamo preoccuparci anche di un'altra cosa: l'età media dei medici è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni. La spesa sanitaria, analizza ancora il professor Cassese, in Italia è inferiore alla spesa media dei paesi dell'Ocse, della Germania e Francia, e ci superano di almeno 3 punti questi ultimi 2 paesi, Germania e Francia. L'aspetto più preoccupante è che la spesa pubblica per anno è di 130 e rotti miliardi di euro, quella privata di 41 e mezzo, una parte pagata dai pazienti di tasca propria. C'è poi un forte divario di spesa per la sanità tra sud e nord, anche se questo non spiega da solo il divario dei servizi sanitari. I piani di rientro, i commissariamenti mirano al risanamento dell'equilibrio economico-finanziario, ma non incidono sull'efficienza del servizio. Secondo dati Corte dei Conti, l'incidenza della spesa sanitaria sul totale della spesa regionale era di poco superiore al 62% nel 21, crescendo negli anni, quindi più della metà dell'attività regionale riguarda la sanità. Se si considera il valore che la finanza ha per la politica e si ricorda la proliferazione dei sistemi delle spoglie introdotti nell'ultimo decennio del secolo scorso, si può immaginare quanto sia importante la sanità per le forze politiche e quanto pericoloso è il controllo della politica partitica su di essa. Nel bilancio 2024 il governo ha stanziato per la sanità 3 miliardi, non sono pochi, saranno destinati a migliorare gli stipendi del personale sanitario, ma la sanità italiana è uno dei temi che ha bisogno di un'agenda seria, realistica, un'agenda difficile, perché è difficile stabilire quanti guasti derivino da finanziamenti in calo, quanti da scarsa capacità amministrativa, quanti da interferenze politiche. Non basta, conclude Cassese, dare soldi, cioè rifinanziare la sanità, che soffre di malattie croniche. Non c'è coordinamento tra le regioni, manca un centro robusto. Più autonomia di decisione della periferia comporta un centro che monitora, consiglia, suggerisce. Nella sanità si intrecciano la rete che chiede collaborazione e l'autonomia che spinge a far da soli. C'è bisogno che le regioni dispongano di indicatori superando le diversità nella tenuta dei conti. Questo vuol dire più finanziamenti, ma anche riforma e buona manutenzione, sviluppo e diffusione della cultura dell'organizzazione sanitaria. In sostanza, dice Cassese, non basta la questione del quattrino, bisogna anche introdurre maggiore organizzazione, che detta così sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda, solo che non la scoprono mai l'acqua calda. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, un caso di cronaca a Como: un'auto cade nel lago, 2 morti, un mistero. Tiziana e Morgan sono morti al loro primo appuntamento. L'auto su cui erano fermi a parlare, di fronte al lago, a Villa Geno, a Como, ha fatto un balzo in avanti, ha travolto il parapetto ed è precipitata nelle acque gelide del lago. In quel punto profonde una decina di metri. Li hanno recuperati senza vita nel disperato tentativo di liberarsi da quel SUV diventato una trappola. Lei, impiegata di Cantù, 45 anni, un figlio di 14. Lui, bergamasco di Ponte San Pietro, 38enne, appassionato di volo e di immersioni. Si erano conosciuti un mese fa. Resta il mistero totale su cosa sia accaduto. Così il Corriere della Sera in prima pagina. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che apre su Renzi, in esclusiva una inchiesta su il senatore semplice di Rignano sull'Arno, nonché ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. La SRL, società a responsabilità limitata, con l'immunità per fare le consulenze, lui e l'amico Carrai. DigiStart si chiama la SRL, aperta nel 19-20 per cercare e fatturare affari. L'ex premier, appena eletto deputato, chiese un ufficio per sottrarre questa società ai pubblici ministeri. Cioè, in sostanza, apro una SRL, dichiaro che è mia perché sono deputato e ci metto sopra la mia bella immunità. Poi la stampa la scoprì e lui ne uscì. Impensabile all'estero, il Far West favorisce i politici lobbisti. L'apertura del Fatto Quotidiano con questa inchiesta su Renzi e una società a responsabilità limitata per fatturare le consulenze dell'amico Carrai e per usare l'immunità parlamentare. Si chiama Digistart questa SRL. A maggio 2019 l'ex premier creò la società per trovare affari.
chiede una stanza per sfruttare i benefici degli onorevoli. 3 mesi dopo c'è una fuga di notizie e lui lascia per evitare gli schizzi di fango. In primo piano anche la ministra Santanchè, 4 milioni di mance, l'eletto di Fratelli d'Italia, il resort di Marcucci, insomma è un magna magna anche presso la ministra Santanchè, denuncia il Fatto Quotidiano. L'ecoturismo di Santanchè, fondi a politici e a ristoranti di sushi, soldi a pioggia, quasi 4 milioni per le attività cosiddette sostenibili. Ci sono il resort della famiglia Marcucci e l'hotel del consigliere di Fratelli d'Italia in Veneto, beneficiari aziende informatiche, autonoleggi, gestori balneari. Quando si pensa al turismo sostenibile, cosiddetto, possiamo immaginare le cascate, i sentieri, i luoghi incontaminati, ma non esiste una definizione di cosa sia l'ecoturismo o turismo sostenibile. Possiamo star certi che il Ministero del Turismo italiano ha in mente tutt'altri criteri. Nella graduatoria per i finanziamenti al turismo ecosostenibile, pubblicata pochi giorni fa, ci sono sì gli agriturismi, i noleggi di biciclette, eccetera, ma anche società di consulenza informatica, immobiliaristi, resort, ristoranti di sushi, stabilimenti balneari, noleggi auto, eccetera. Insomma, sono quasi 4 milioni di euro distribuiti in base ad avviso pubblico che adottano criteri molto vaghi per stanziare i soldi. Si parla di ecoturismo e ci magnano sopra in tanti. Secondo il Fatto Quotidiano, soprattutto gli amici della Santanchè. A proposito di Fratelli d'Italia, c'è un'intervista allo storico Franco Cardini sul Fatto di oggi. Fratelli d'Italia ha bisogno dei vari Pozzolo perché portano voti e fanno manovalanza, dice Cardini. Voti, bassa manovalanza, a Meloni servono questi Pozzolo. Sorprende chi sostiene che si sia circondata per caso da Gentaglia. Non è un caso, questi qui servono. Questi apparenti, diciamo, soggetti balenghi servono e come, dice il professor Cardini, perché portano voti e perché sono disposti a tutto. Se te ti circondi di un cretino, quello privilegiato, lo fai eleggere deputato e compagnia bella, quello lì ti obbedisce come un cane, diciamo, e quindi ti serve. Non è una cosa casuale, non bisogna stupirsi, dice il professor Cardini, mentre scatta Schengen e mezzo Kosovo vuole andare via. L'inchiesta di Mediapart, la testata francese che il lunedì collabora con il Fatto Quotidiano. Il Kosovo entra in Schengen fra speranze e nuovi timori. Un altro esodo alle porte? Secondo alcuni sondaggi pubblicati negli ultimi mesi, fino al 30% dei kosovari sarebbe tentato di varcare i confini per rifarsi una vita andando nei paesi dell'Europa occidentale, approfittando di Schengen, cioè della libera circolazione. Ma c'è un argomento sul quale torneremo poi dopo, approfondendo gli articoli di oggi. Luce e gas, è in arrivo la bolgia delle bollette, si va verso il mercato libero, è partita l'imponente campagna di marketing dei venditori con annunci di maxi risparmi, ma sui prezzi, non pezzi come scrive per un refuso in prima pagina il Fatto Quotidiano, sui prezzi non c'è quasi mai vera trasparenza. Sarà una bella botta, quanto ci fregheranno lo scopriremo soltanto quando arriverà la bolletta. Con ciò lasciamo anche il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina de Il Giornale. L'apertura, il titolo principale, le carte dei mestatori, un assalto scomposto naturalmente contro il governo Ottimo e Massimo, dalle inchieste flop del Fatto Quotidiano e di Report ai commenti politici, post politici del giudice che valuterà degni per i suoi attacchi al governo. Tutti a interrogarsi su a chi si riferiva Giorgia Meloni quando nella conferenza stampa ha accennato a quelli che ancora vogliono dare le carte, nonostante non ne abbiano titolo. Fuori i nomi, dicono dall'opposizione Schlein e Conte, sono loro i primi della lista secretata della Presidente del Consiglio. Per sapere qualche nome non occorre rovistare nei cassetti, basta leggere la cronaca. Uno che voleva dare le carte truccate è Marcello Degni, magistrato della Corte dei Conti, beccato a tifare contro l'approvazione del bilancio dello Stato per fare sbavare la maggioranza. Ma più in generale, i mestatori chi sono?
che resistono contro il governo sgradito, il magistrato per esempio Degni, quello della Corte dei Conti, che però sarà giudicato da un altro magistrato che insultava Renzi sui social media. Il caso del consigliere ribelle della Corte dei Conti, Degni, sarà valutato da un altro magistrato che si chiama Tommaso Miele, il quale ha fatto parlare di sé per gli attacchi a Renzi e le lodi ai 5 Stelle. Poi ha negato tutto e si è giustificato così: lasciavo l'iPad in giro, lo usava qualcun altro, non ero io, cioè le mie lodi ai 5 Stelle, gli attacchi a Renzi me li ha scritti qualcun altro sul mio iPad. Pensate un po' che roba. Sarà fra i componenti del CSM interno che dovrà valutare il magistrato della Corte dei Conti che attaccava il governo. In prima pagina sul giornale, poi Michel che pensa alle europee e Orban va verso il Consiglio dell'Unione Europea, una notizia che abbiamo visto prima, ovvero il presidente del Consiglio europeo Michel si candida in Belgio e fino a nuova elezione al suo posto c'è il premier dell'Ungheria, che non è certo ben visto dagli europeisti ortodossi. E sempre dalla prima pagina del giornale, il vice direttore Osvaldo De Paolini si occupa di poteri forti bancari, in questo caso la nuova galassia bancaria tra fondazioni e casse di risparmio. Tutto dipenderà dalla scelta dell'ex ministro, peraltro Francesco Profumo, anche rettore dell'Università di Torino, tra qualche settimana. Attualmente Profumo è presidente dell'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio. Dovrà decidere se anticipare di un anno l'addio alla guida dell'Associazione delle Fondazioni Bancarie e accettare la proposta di Giuseppe Guzzetti di assumere nella primavera del 25 la presidenza di Intesa San Paolo, in successione con Gianmaria Grospietro che scade, oppure lasciar correre le cose secondo il loro verso, completando il mandato al vertice dell'Acri. Sembrano robe per iniziati, ma nell'estrema sintesi nasce una nuova galassia di poteri forti tra banche, fondazioni e casse, sottolinea De Paolini. Con l'ipotesi di Profumo al vertice di Intesa San Paolo scattano le manovre sui rinnovi delle cariche più sensibili. E le facce, peraltro, sono sempre le stesse, quelle dei banchieri italiani top. Comunque, a 90 anni, Guzzetti resta il crocevia, incalza Palenzona, che ne avrà 80, quindi gerontocrazia bancaria. La governance di F2I entra nella partita, domani gli incontri, bla bla bla. Cambia poco, cambiano i nomi, ma la sostanza resta quella lì. Dopodiché il giornale decide di mettere in grande rilievo, in prima pagina, le accuse del Wall Street Journal contro Elon Musk, imprenditore stupefacente, fa ampio uso di droghe pesanti, scrive il giornale in prima pagina. Pagina 17, l'articolo ripreso dal Wall Street Journal, LSD, Wall Street Journal, vale a dire i poteri finanziari, mettiamola così, di destra americani, LSD, cocaina di destra fino a un certo punto, ma comunque qualcuno anzi dice, siccome Musk simpatizza per Trump, fanno fuori anche lui. Comunque LSD, cocaina, chetamina, Musk è un drogato, i manager sono spaventati dagli abusi degli stupefacenti da parte del miliardario. Il suo legale però dice test, mai falliti. Il Wall Street Journal in un lungo articolo ha raccontato le abitudini di Elon Musk e i timori che spaventano i dirigenti delle sue aziende. Musk e i suoi sostenitori offrono spiegazioni per le sue uscite provocatorie, spesso discutibili, ossia che sarebbero un'espressione della sua creatività. Il risultato invece, secondo altri, dei suoi problemi di salute mentale e le conseguenze di stress e mancanza di sonno. Negli ultimi anni alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle società di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, e altre persone a lui vicine, si sono preoccupate per un altro aspetto del suo comportamento, cioè l'ampio uso di droghe varie, un vizio che potrebbe avere conseguenze importanti anche per le 6 aziende e i miliardi di asset che supervisiona. Verrebbe da dire però, se si droga da anni ed è diventato il numero uno del mondo, o vuol dire che i numeri uno sono tutti dei malati di mente, drogati, pazzi, sdrenati, oppure che la droga fa benissimo. Le droghe fanno benissimo, perché è diventato l'uomo più ricco del mondo. Comunque, c'è anche un altro personaggio in prima pagina sul giornale, vale a dire Chiara Ferragni, come ha fatto una semplice studentessa universitaria della Bocconi a diventare una delle più note fashion blogger del mondo. Gli stratagemmi sono molti, le foto postate coi figli, account fantasma usati per indirizzare il dibattito sotto ai suoi post
Insomma, il matrimonio, la causa LGBT, tutti i trucchi di Chiara Ferragni per diventare famosa. C'è riuscita, brava. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale e andiamo a vedere l'apertura del Mattino di Napoli. Sul Mattino di Napoli ci sono un paio di notizie locali, ma che hanno un peso anche un po' più che locale. In cella da 20 mesi per un'estorsione da 2 € a Napoli. Voi direte: a Napoli ci saranno ben altri problemi. Da qualche secoletto impera un potere alternativo allo Stato che si chiama camorra, ma se sei un ragazzo nigeriano ti puoi fare 20 mesi anche per un'estorsione da 2 €, un parcheggio. Da 20 mesi, racconta Giuseppe Grimaldi sul Mattino, un ragazzo nigeriano è costretto a vivere dietro le sbarre del carcere di Poggioreale a Napoli in attesa di sentenza nel processo d'appello. 20 mesi, quasi 2 anni, 608 giorni. Kelvin Egubor, 25enne, sbarcato da minorenne non accompagnato in Italia dalle coste libiche, è stato arrestato il giorno in cui si è improvvisato parcheggiatore e chiedendo a un automobilista 2 € per guardargli la macchina. Intanto, sul fronte giustizia, misure all'interno del PNRR. E poi la sanità. Negli ospedali della Campania non solo aggressioni, mancano anche i medici. Servono almeno 2000 medici. Il servizio sanitario campano tiene la rotta da almeno 10 anni, viaggiando con un saldo di personale negativo rispetto agli standard. Mancano all'appello da 10 a 13.000 unità nelle corsie campane, di cui circa 2.000 medici, il resto tra infermieri, l'80%, dirigenza sanitaria, tecnici. La regione ne può assumere non più di 2.000 rispetto al 2023, scrive il Mattino. Il Tempo di Roma apre invece con la politica politicante e con Elly Schlein. Stai serena, segretaria per caso, scrive il quotidiano romano. Alla leader del PD già in difficoltà scoppia anche la grana Renzi. Gianni lo vuole a Firenze, lei no. Dalla sfida in TV con Meloni alle europee e alle regionali, Schlein rischia il posto. Ritorna sui giornali del gruppo Angelucci Gianluigi Paragone, qualcuno lo dà anche come prossimo candidato alle europee, dopo aver attraversato, essere stato direttore della Padania, prima simpatizzava a sinistra, poi a destra, poi 5 Stelle, poi prima Padania, poi 5 Stelle, poi si è tirato fuori, si è novaxato, ha fatto il suo movimento, si è denovaxato e si è demovimentizzato e adesso qualcuno dice lo ricandidano, chi avrà il coraggio lo ricandida alle europee prossime venture, forse in Fratelli d'Italia, si vedrà. Intanto fa il commentatore per il Tempo di Roma. In primo piano sul Tempo anche il caso Mollicone, per attaccare il governo inventano una legge che non c'è. Un deputato di Fratelli d'Italia voleva censurare la stampa italiana, ma lui non ha mai fatto nessuna proposta di legge. Gliel'hanno attribuita per dire che Fratelli d'Italia vuol mettere un altro bavaglio sul bavaglio. Su quello però, per far rima, sul bavaglio ha ragione il direttore Travaglio, il quale ha detto che il bavaglio molti giornalisti ce l'hanno già incorporato, non c'è bisogno di nessuna legge per mettere il bavaglio ai giornalisti che ce l'hanno già. Appena superano l'esame da giornalista c'hanno il bavaglio, anzi prima, per superarlo devi averlo già il bavaglio, se no non superi neanche l'esame da giornalista. Se è una battuta naturalmente perché abbiamo la stampa più bella e libera del mondo. Con un'ultima notizia, poi andiamo in pausa. All'Esquilino rivolta anti-clochard, i cittadini romani del quartiere Esquilino scendono in piazza contro i clochard, ovvero i barboni vagabondi che assediano Piazza Vittorio. Tra accampamenti, droga, ubriachi, le arcate dei palazzi sono diventati delle latrine, dei cessi a cielo aperto, anche perché sempre più spesso vengono usate come toilette dai senza tetto della zona. I residenti, furiosi, li hanno affrontati ieri. Se non si interviene, denunceremo il Comune di Roma, dicono i residenti dell'Esquilino, contro senza tetto che bivaccano, si drogano, usano i portici come latrine. Con questo andiamo in pausa e poi, dopo la piccola pausa, sentiamo anche il primo dei brani musicali di oggi. Adesso vi recupero il calendario musicale che tiene conto anche del weekend, perché
Il 6 gennaio 1868, un ascoltatore l'aveva richiamato l'altro giorno, nasce Vittorio Monti, compositore italiano a Napoli, all'epoca ancora Regno d'Italia. Nel 1922, il 6 gennaio morirà, sempre Regno d'Italia. 6 gennaio 1868, Vittorio Monti. Qui la sua celeberrima Giarda, un canto zigano interpretato dal violinista ungherese Lakatos, che combina musica jazz classica e rom ungherese. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci in onda, eravamo alla prima pagina del Tempo di Roma e ci spostiamo su Repubblica. Repubblica mette in apertura l'allarme truffe sul PNRR, sui piani nazionali di riprese e di resilienze. Se li usiamo al plurale pesano di più. Richiamo urgente della Ragioneria Generale dello Stato ai ministeri e agli enti locali. Siccome c'è tanto bel soldo in circolazione, flusso ingente di denaro, scrive Repubblica, servono regole stringenti sui lavori, se no scatta il magna magna, la truffa. Il presidente dell'Autority Anticorruzione Busia, un cognome, un programma, dice che i controlli sono l'unico antidoto alle frodi. Tagliarli non riduce i tempi, capito governo? Sulle regionali Fratelli d'Italia dice no alla Lega sul bis di Solinas in Sardegna. Alleanza a rischio. E poi c'è un bellissimo vocabolo che ha un suono molto bello, perennemente di attualità, il minculpop. È ciò che il cittadino dice ogni volta che deve pagare le tasse. Minculpop. In realtà il Ministero della Cultura Popolare, fassista, fassistissimo, c'è voglia di minculpop, scrive Carmelo Lopapa. Abbassare la guardia, aprire le maglie, allentare le difese sulla giustizia. Sono tre modi di dire stupendi, mai sentiti prima, che inanella Repubblica in prima pagina. Ridisegnare la figura e le prerogative della Presidenza della Repubblica, ma su tutto il minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, i fassisti che cercano di dettare le loro linee guida in Italia. La grande fuga dai telegiornali della Rai nel 2023, sempre meno persone guardano i telegiornali, soprattutto il TG1 e il TG2, mentre c'è Elon Musk che fuma, si droga, fuma marijuana in un talk show del 2018, solo adesso gli rimproverano qualcosa. Gatta Cicova, vuoi vedere che qui c'è qualche altra finalità, altro che l'uso illegale delle droghe di Elon Musk. Con questo lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella torinese del gruppo Agnelli Elkann, La Stampa. Conte inteso come il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, in apertura un'intervista di Annalisa Cuzzocrea dove Conte elenca tutte le bugie di Giorgia Meloni, le tasse, il PIL, la manovra bis, la stangata che arriva, il governo che ignora la questione morale, mentre il Premier, non la Premier come scrive ignobilmente La Stampa, non accoglie l'appello di Tajani sullo stop alle candidature dei vertici a Bruxelles e tira dritto. Essendo fascista, cosa volete che faccia? Tira dritto, no? Come il Crapone una volta, come quell'uomo con la testa rasata, pelata, che governò l'Italia per quel meraviglioso ventennio. Sempre dalla prima pagina della Stampa, caro sottosegretario Del Mastro, scrive Ilaria Cucchi, che dice di Matteo suicida in cella, un 25enne si è ammazzato in carcere. E poi ancora Elon Musk si fa di coca, LSD e quant'altro, in questo caso il quant'altro ci sta bene. I consigli di Alessandra Ghisleri, regina dei sondaggi, su Giorgia ed Elly Schlein in TV, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il confronto, e in Polonia tra sovranisti e il Che Guevara a Tasca. Ma lo vedremo dopo questo bell'articolo di approfondimento sulla Polonia, uno dei paesi emergenti, per così dire, dell'Unione Europea. Sempre dalla prima pagina della Stampa di Torino, la sinistra si riduce a commentare la destra, geme Alessandro De Angelis, e poi Dacia Maraini che ricorda Elsa Morante, il litigio con Pasolini, la grande scrittrice. Con questo c'è anche Paul Krugman, ma il suo pezzo lo leggiamo a parte, l'economista statunitense democratico, che si occupa dei finti anti-Trump tra i repubblicani. Poi lo vediamo più in dettaglio. Dalla Stampa andiamo a vedere anche La Verità di Maurizio Belpietro. In taglio alto Francesco Borgonovo si occupa di Michela Murgia, la sua eredità, il cyberfemminismo, una famiglia senza figli e senza parenti, ma il titolo principale è dedicato all'articolo scritto da Carlo Cambi. Abbiamo un problema toghe grilline, la morsa del partito guidato da Giuseppe Conte. Di che cosa si tratta? L'onorevole di Fratelli d'Italia, quello con la pistola di Capodanno, Pozzolo, è finito in mano, sarà giudicato, a una PM, sarà inquisito, è inquisito da un pubblico ministero che era stata candidata con i 5 Stelle, peraltro prima di diventare magistrato. A valutare invece
Il magistrato della Corte dei Conti, Degni, che ce l'ha su col governo, sarà un altro magistrato, Miele, che sul web aveva insultato i precedenti governi e perciò è stato nominato dai 5 Stelle. In ballo, oltre alla Corte Costituzionale, bisogna eleggere nuovi membri, pastette giallorosse che iniziarono nel 2015, c'è anche la garanzia del giudizio. Insomma, dietro alle manovre sulla Corte Costituzionale spunta l'offensiva dei grillini che nel 2015 avevano fatto accordi sotto banco sulla Corte, senza contare che il PM del caso Pozzolo è stata candidata a 5 Stelle. Il magistrato che valuterà Degni, colpevole degli stessi tweet, è di nomina 5 Stelle. Insomma, abbiamo un problema. La politica è finita in mano ai magistrati grillini, scrive Carlo Cambi. E sempre dalla prima pagina della Verità c'è anche Renzi, Giacomo Amadori se ne occupa, Giglio Magico e banda larga, i lobbisti passavano documenti ai cinesi del colosso Huawei. Così gli uomini di Matteo Renzi offrivano la banda larga ai cinesi della Huawei. Dall'indagine sull'avvocato Piero Amara, l'uomo che avrebbe inventato la famosa loggia Ungheria e trafficava con l'ENI, emergono i contatti e gli scambi di documenti tra i fedelissimi di Renzi e i rappresentanti del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei. Andrea Bacci, che era già socio del papà di Renzi, Tiziano, teneva i contatti tra Lotti, un vicinissimo a Renzi, e i manager stranieri cinesi, a cui inviò il progetto del governo sulla rete in fibra ottica. Il legale, Amara, quello della loggia Ungheria, sostiene che Renzi incontrò il giudice che lo indagava per l'uso dell'aereo di Stato per andare a sciare a Courmayeur. Insomma, Giacomo Amadori ci offre un'altra puntata della Renzeide, commentato da Maurizio Belpietro. Renzi, il maestro dei complotti, adesso li vede ovunque. Complotti, nomine, favoritismi. A Renzi il premio Faccia di bronzo. Il senatore di Italia Viva contesta a Meloni colpe di cui lui in realtà si è macchiato, a partire dall'aver piazzato i suoi amici in ruoli di vertice, e dimentica di quando dirottò un velivolo pubblico per le sue vacanze. Adesso grida al complottismo, eppure intravide oscuri disegni quando un insegnante lo filmò mentre parlava con uno 007 in una sosta in autostrada. Renzi provò a ringraziare chi gli aveva prestato casa con la guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza e il suo capo dei Vigili Urbani finì perfino al Consiglio di Stato. Insomma, nomine e favoritismi ne ha fatti a dismisura lui, adesso li rinfaccia agli altri. A centropagina, sulla Verità, l'articolo di Sergio Giraldo sull'Europa che paga gli scienziati per validare i suoi dogmi green, ecologisti. La Commissione sceglie tecnici amici e così norme come quelle contro le emissioni escludono le tecnologie che fanno inquinare di meno. Stefano Piazza chiude la prima pagina della Verità con la Jihad, la guerra santa dei bambini, che arriva anche a casa nostra. Estremisti islamici reclutano adolescenti nel vecchio continente. Ma andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi. Apertura la corte col vizietto, sono i nostri tecnici, più o meno lo stesso argomento della Verità con Carlo Cambi. Rispuntano vecchi tweet di insulti politici di un giudice contabile e costui dovrebbe sentenziare su un suo collega che attacca il governo. Di spalla c'è l'articolo del direttore Mario Secchi, quelli che dicevano che Trump è finito, tutt'altro che finito. Abbiamo poi Amadeus in foto che tuona, basta politica a Sanremo, ma Saviano, Rula, Fedez li ha invitati lui. Daniele Capezzone commenta il povero Occhetto, Achille, non ha ancora capito perché perse nel 94. Antonio Socci, la sinistra ha paura del nostro tricolore che non è di destra. Poi ce n'è una simpatica, l'intervista a Flavio Briatore, che dice assumerei il verde angelo Bonelli per fargli scoprire che cos'è il lavoro. Questa è una simpatica battuta. Assumerei Bonelli così scoprirebbe cosa sia lavorare, dice l'imprenditore dopo le critiche del leader verde. Io investo e pago le tasse in Italia. La sinistra da sempre ha problemi con chi crea ricchezza. Sui balneari non hanno capito. Finirà come in Francia. Andrà tutto in mano ai grandi gruppi. Chiudiamo con Francesco Carella. Neppure i giudici fermeranno Donald Trump, dice l'ex consulente di Ronald Reagan, Gary Schmidt, e Luca Beatrice, che ci racconta di quanto sia dura l'adolescenza delle donne
Bellissime anche tale Porcaroli, Benedetta Porcaroli, attrice rivelazione del cinema italiano, frigna, si lamenta, mi dicevano piatta, che adolescenza brutta che hanno avuto le donne bellissime. Si trasferisce in casa di riposo, la stangano con l'IMU, con la tassa sulla casa, un'anziana tartassata, racconta Libero, in prima pagina. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Il quotidiano di Confindustria ci regala l'agenda del 2024, fisco, pensioni, casa, lavoro, l'anno in 140 novità. Manovra e decreti attuativi della delega dettano il calendario di imprese e famiglie. Dall'IRPEF a quota 103 le mappe delle misure del nuovo anno. C'è anche una questione del contenzioso fiscale che non diminuisce affatto. Con la fine delle sanatorie è possibile un boom di ricorsi, le liti fiscali in Cassazione sono a rischio di ingorgo. Obiettivo PNRR molto distante, scrive il quotidiano di Confindustria. La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiuso il 2023 in rosso. L'arretrato di legittimità resta sopra le 40.000 unità. Ad aggravare il quadro è la definizione agevolata delle liti, che con appena 5.600 cause rottamate e la ripresa dei termini di impugnazione fa prevedere un boom di nuovi ricorsi nel 2024. Mentre superbonus addio, i tecnici puntano su PNRR e riqualificazione. Dopo lo stop al superbonus al 90 e al 110%, ingegneri, architetti, geometri e periti stanno cercando nuovi mercati. E su che cosa si stanno dirigendo? Sui lavori del PNRR. Si attendono anche incentivi alla rigenerazione urbana. I bonus edilizi, in particolare il 110%, hanno portato per 3 anni a una crescita boom dei redditi. Ora si attende una contrazione. Nel 2021 i redditi medi di architetti e ingegneri e liberi professionisti iscritti a Inercassa sono aumentati del 31% grazie ai bonus e alle misure premianti, ma anche alla ripartenza del settore edilizio, scrive il Sole 24 Ore. Uno sguardo lo diamo anche a Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni. Si va in pensione più tardi è il titolo principale. Dalla legge di bilancio arriva una stretta ai prepensionamenti. Dal 2024 serve un anno di lavoro in più per opzione donna, 5 mesi in più per l'anticipo pensionistico, l'APE, e non solo. Insomma, da quest'anno opzione donna sarà riservata alle lavoratrici di 61 anni, cioè bisognerà avere un anno in più rispetto a prima, e ci vorranno 63 anni e 5 mesi per l'anticipo pensionistico, l'APE sociale, 5 mesi in più di prima. 3 penalizzazioni per l'ex quota 103. La finestra sale a 7 mesi ai privati, 4 mesi in più, 9 mesi ai pubblici, 3 mesi in più. La pensione sarà calcolata con la regola contributiva. Fino a 67 anni l'importo massimo erogabile sarà 4 volte il minimo INPS, prima era 5 volte, cioè 2.394 euro mensili. Anche i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre del 95 dovranno attendere una finestra di 3 mesi e l'importo massimo erogabile, fino a 67 anni, sarà 5 volte il minimo INPS, cioè 2.993 euro. Ma è facilitato l'accesso. È sufficiente maturare una pensione pari all'assegno sociale e non più una volta e mezzo. Insomma, è tutto un po' un rebus. Ciascuno deve essere molto attento a farsi i calcoli di per sé. E qui scattano tutti i vari CAF, perché destreggiarsi in questo casino è impossibile per un essere comune, normale. Commento del direttore Marino Longoni: resta quota 103, ma con penalità. Insomma, in pensione più tardi. Nonostante tutte le promesse del governo e le scaramucce verbali di Salvini, che ha fatto fuoco e fiamme per sbarrare il passo a quota 104 e tornare a quota 103, alla fine ha prevalso la dura legge di bilancio. Non si possono spendere soldi che non ci sono, e anche le regole pensionistiche si sono dovute adeguare in modo soft, con un taglia e cuci quasi invisibile ai non addetti ai lavori, ma il risultato finale è che si andrà in pensione più tardi. La legge di bilancio 2024 ha varato infatti una quota 103 rafforzata. I criteri sono diventati più restrittivi rispetto al 2023. Questa è la sintesi, al di là di tutte le parole, scrive Italia Oggi.
Detto questo, lasciamo le prime pagine e vediamo di approfondire qualche argomento. Intanto mi pare che meriti un approfondimento una cosetta della quale non è che tutti parlino, perché non fa fino parlare di bollette della luce e del gas. È meglio parlare di altre cose più importanti, elevate, accademiche, che non toccano la tasca del popolo bue. La bolgia delle offerte, scrive invece Patrizia De Rubertis, è l'argomento di apertura del Fatto, o meglio, è l'inchiesta principale del dorso economico del Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 10 e a pagina 11. C'è anche una piccola silloge, una piccola catalogo, diciamo così, di tutte le varie offerte che ti fanno i vari gestori dell'energia. Se provieni di qui ti offro di là, termina il servizio di tutela gas e adesso vieni con noi, potrai fare la scelta migliore, l'uno, l'altro, l'altro, l'altro. Insomma, tutti che ti offrono, ti offrono, ti offrono, ma non c'è nessuna trasparenza sui prezzi. La prova sul campo, sul portale dell'autorità dell'energia, ARERA, nessuna offerta è migliore rispetto al mercato tutelato che c'era prima per l'energia, una sola per il metano a tariffa variabile. Insomma, è praticamente certo che tutti pagheremo di più. Di quanto ci faremo fottere, di quanto saremo obbligati a farci fottere, lo scopriremo soltanto con le bollette, quando arriveranno nelle nostre caselle di posta elettronica o caselle di posta. Verso il mercato libero, imponente campagna di marketing dei venditori, promessi maxi risparmi, ma non sempre sono reali. Addio alle montagne russe dei prezzi, per te energia green in equilibrio con la natura, prezzi trasparenti, oppure risparmia sulla bolletta fino a 400 € all'anno e ancora, se sei un cliente luce e gas puoi avere la fibra ultra veloce a 21,90 €. L'altro giorno camminando per strada vedo anche Wind che offre non solo telefono fisso e mobile, ma anche luce e gas, insomma di tutto e di più. Peccato, scrive Patrizia De Rubertis sul Fatto Quotidiano, che se risulta chiarissimo il prezzo del servizio telefonico è invece buio totale sulle nuove offerte che i gestori di elettricità e gas stanno propinando ai clienti, intasando le caselle di posta elettronica e tutti i social, grazie alle sponsorizzazioni. Per non parlare del forte incremento delle telefonate che si ricevono a casa e sul cellulare ogni giorno, decine e decine di chiamate moleste, al limite dello stalking. Il motivo è noto. Il 10 gennaio, per 5 milioni e mezzo di famiglie, escluse i 4 milioni e mezzo di vulnerabili, scadrà la maggior tutela per la fornitura del gas. Dal 1° luglio, dopo un mini rinvio di 3 mesi, per quella dell'elettricità. Chi non farà nulla passerà automaticamente all'offerta cosiddetta placet dell'attuale gestore, con condizioni economiche e contrattuali definite dall'autority, l'ARERA, ma con componente fissa annuale definita dal venditore stesso. Per capirci bene, limitatamente a questa componente fissa annuale, che si chiama P-Fix, i prezzi sono decisi dal gestore. Cioè, in sostanza, io sono obbligato sostanzialmente ad avere un servizio di elettricità. Certo, posso tagliare l'elettricità e il gas, ma non credo che nessuno ambisca a vivere in una casa senza luce e senza gas. Quindi sono servizi essenziali, però il prezzo lo fa chi me li offre. Bello, si chiama mercato. Lo chiamano mercato questa cosa qua. Cioè, tu hai bisogno di un servizio essenziale, luce, acqua, gas sono servizi essenziali, però il prezzo lo fa chi te lo vende. Questo si chiama mercato secondo loro. Secondo me si chiamerebbe monopolio, oligopolio, plurioligomonopolio, chiamiamolo come vogliamo perché ci sono tanti soggetti, quindi pluri, ma è sempre monopolio, cioè decidono loro. Che è simpatica questa definizione di mercato. Il prezzo lo fa chi ti vende un bene essenziale, cioè tu devi per forza usare quel bene lì, c'è poco da fare. E chi ti fa il prezzo è quello che te lo vende. Lo chiamano mercato. Bellissima concezione questa del mercato. Credo che Adam Smith avesse qualcosa da ridire, per dirne uno, ma insomma senza arrivare ad Adam Smith qualsiasi persona normale avrebbe qualcosa da ridire. Comunque, i prezzi sono decisi dal gestore e quindi la bolletta potrebbe salire rispetto alle tariffe del mercato tutelato. Ecco, questa è una semplificazione molto interessante perché se ti metti a guardare le offerte non capisci niente di niente di niente, sono tutte bufale, sono tutte cose che ti promettono qua e là e non sai bene. Quello che è sicuro è che siccome il prezzo lo decide chi ti vende la roba, sicuramente è più alto di quello che c'era prima. Punto. Pagheremo di più in estrema sintesi.
Per questo non piace a nessuno, né del governo né dell'opposizione, perché anche l'opposizione quando era al governo non ha fatto niente per scongiurare questa cosa qui. E adesso tanto paga Pantalone e Pantalonessa, paghiamo noi insomma, non c'è problema. Non c'è molto da scegliere, scrive il Fatto Quotidiano, visto che si è deciso di restare relativamente tutelati dalla ARERA che fisserà le condizioni per chi non ha scelto. L'offerta placet se la ritroveranno in tanti perché scegliere è impossibile. In ogni caso, la parte fissa la decide il venditore, in questo caso del gas. Il caos vero, se tu non hai deciso, entri in questa zona, placet, dove la parte fissa, la componente fissa annuale, la decide il venditore. Il resto cerca di metterci una toppa l'autority, l'ARERA, per comporre la tua bolletta. Se tu invece, popolo bue, rappresentante del popolo bue, componente del popolo bue, se tu hai deciso invece di entrare nel libero mercato, cosa fai? Cerchi di guardare le varie offerte e qui si apre il caos. Il caos arriva quando ci si confronta con le offerte del mercato libero. Come si fa a decidere il gestore migliore? Si deve consultare una sfilza di promozioni. L'imbarazzo è totale, scrive Patrizia De Rubertis in questo ottimo articolo sul Fatto Quotidiano, pagina 10 e 11. Si consultano le promozioni. L'imbarazzo è totale non per la scelta, ma per le modalità di presentazione. Tutte queste offerte sponsorizzate si va dai big, Enel, Edison, Sorgenia, a quelli meno noti come IO Energia, a occhio e croce sarà un gestore sardo, Octopus Energy, Italia Gas e Luce, ebbene tutti hanno in comune una bella grafica, colori sgargianti per accalappiare il popolo bue, claim accattivanti, protagonisti ultra sorridenti, ma poi le pochissime indicazioni fornite su quanto pago sono confuse e fuorvianti. Prendiamo l'Enel, ex monopolista che ancora oggi domina l'intero mercato elettrico col 36% delle quote. Nel 2015 ha ricevuto in dono da Renzi e Calenda la liberalizzazione forzata del settore. In una delle sue sponsorizzazioni, l'Enel scrive che per i clienti che provengono dalla maggior tutela c'è uno sconto del 30% sul prezzo di listino della componente energia. Subito sotto viene riportato 12 euro al mese con i prezzi bloccati per un anno. Ma cosa vuol dire componente energia? Non si sa. Già nel 98 il linguista De Mauro rielaborò le clausole dei contratti di fornitura per rendere più fruibile il linguaggio delle bollette per conto dell'Enel. Il lavoro evidentemente non è mai stato finito. Quello che si è spinti a pensare è che sottoscrivendo quell'offerta si paghino una dozzina di euro al mese. E allora chissà se tra una fetta di Pandoro e un uovo di Pasqua l'autorità garante della concorrenza e del mercato deciderà di dedicare un po' di tempo anche a questa imponente campagna di promozione e marketing che potrebbe risultare ingannevole, promettendo risparmi allettanti, ma non sempre reali e in ogni caso difficili da capire. Al momento non c'è nessuna pratica commerciale scorretta, sarebbe meglio però monitorare vista la mole di persone coinvolte dalle offerte di oltre 700 operatori che sono in cerca di nuovi clienti, mentre i vulnerabili si ritroveranno comunque senza più protezioni. Addio mercato tutelato, il meccanismo è diabolico, scrive ancora Patrizia De Rubertis, perché uno può dire ok, però ci sono pur sempre dei tutelati, i deboli. Non è così, perché c'è un meccanismo diabolico che fotterà anche loro, secondo Patrizia De Robertis sul Fatto Quotidiano. Qual è la procedura? Chi è attaccato alle macchine salvavita e i disabili devono autocertificare di far parte di categorie protette. Il percorso non è semplice neanche per loro e si spiega il perché a pagina 11 del Fatto Quotidiano di oggi. Insomma, la fregatura è per tutti. Viva la democrazia da questo punto di vista. Sono le 8:30, ci fermiamo ancora un attimo, ci sono anche le previsioni del tempo e poi abbiamo anche la seconda pausa musicale di oggi che adesso vi racconto subito. Oggi lunedì 8 gennaio, ma risaliamo a ieri, 7 gennaio, era il 1996 e erano ancora in pista George e Ira Gershwin con il loro musical Crazy for You che chiudeva allo Schubert Theater di New York dopo ben 1622 repliche. Ha vinto un sacco di premi e noi sentiamo un pezzo straordinariamente famoso, I Got Rhythm.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'Italia continua ad essere avvolta in una circolazione ciclonica alimentata da correnti fredde di origine artica. Nella prima parte della giornata cieli ancora prevalentemente grigi sulla maggior parte del paese, ma precipitazioni in diminuzione, ancora presenti soprattutto sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Clima freddo e ventoso. Nel pomeriggio quota neve in calo sui settori centrali adriatici e per il resto instabilità e pioggia all'estremo sud tra le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Onda, lasciamo le bollette e andiamo a dare un'occhiata, ai conti delle famiglie. No, non le lasciamo per la verità, perché vi devo segnalare sul Quotidiano Nazionale, sul Giorno di oggi, una pagina, una doppia pagina anche qui dedicata al costo dell'energia, come saranno le bollette nel 24. Per quanto concerne il mercato libero del gas, abbiamo 2 giorni ancora per scegliere. Guida a regole e risparmi, scrive il Quotidiano Nazionale. Mercoledì 10 gennaio finisce la maggior tutela, l'obbligo di un nuovo fornitore, soltanto i clienti vulnerabili, cosiddetti, potranno mantenere il vecchio sistema. A luglio si cambia anche con l'elettricità. Possibili rischi di rincari, scrive eufemisticamente il Quotidiano Nazionale. Certezza di rincari. A proposito di energia, invece, Carlo Cambi intervista su La Verità di oggi Davide Tabarelli, che è un esperto da lunghissimo tempo di energia, presidente di Nomisma Energia, il quale sostiene che dal fossile, cioè
dal petrolio e dal gas non si esce e sull'atomo mi aspetto un nuovo referendum, dice il professor Tabarelli alla Verità. Alla fine l'Unione Europea cancellerà il divieto di auto a benzina dal 2035. Non è etico vietare ai paesi poveri l'uso del carbone. Sull'origine umana, antropica, del riscaldamento globale non ci sono certezze, come riconoscono molti scienziati che sono al di fuori del circuito delle Nazioni Unite, dice il professor Tabarelli. È passata qualche settimana dalla chiusura di COP28 e la conferenza di Dubai, che ha fatto un passo avanti e molti indietro, è già andata in archivio. Non si capisce perché, se è vero che l'allarme sul clima è esiziale per l'umanità e invece va a corrente alternata. Se ne accenna per le previsioni del tempo con temperature alte, ma che rientrano, secondo molti esperti, nelle anomalie ordinarie delle stagioni o quando quelli di ultima generazione imbrattano qualche monumento e interrompono il traffico. Eppure la faccenda, energia, clima, ambiente, è molto seria e ha molti risvolti economici. A Dubai hanno sancito in sostanza che si dovranno abbandonare, di là da venire, i combustibili fossili, ma con una transizione ordinata, giusta, equa anche per i paesi produttori. Come dire, salvate pure l'ambiente, ma non toccate i nostri pozzi. E parte da qui la conversazione sulla Verità con il professor Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. C'è invece un'altra intervista molto più godibile, diciamo così, e molto più leggera, che parte dal tema energia e dalla macchina elettrica, quella di Giulia Cazzaniga, sempre sulla Verità, al comico, l'attore Francesco Salvi. Ve la ricordate il tormentone, no? Quella macchina qui devi metterla là, quella macchina qua non è elettrica, dice Francesco Salvi, che viene intervistato sulla Verità di oggi. Ve lo segnalo, è molto divertente ovviamente l'intervista. Mentre, tornando a cose un po' più serie, l'euro ha 25 anni, scrive Gabriele Guzzi sul Fatto Economico, il Fatto Quotidiano di stamattina, sarebbe ora di discuterne senza tabù. Per le classi dirigenti italiane fu più uno strumento di politica estera che economica e i risultati per l'Europa non sono buoni. L'Europa va peggio degli altri, cresce il gap, la distanza con gli Stati Uniti e con la Cina. Il vulnus, una moneta senza Stato e sottratta ai controlli democratici. Insomma, l'euro non è tutta sta meraviglia, scrive Gabriele Guzzi sul Fatto Quotidiano di oggi. Poi sentiremo dalle 9:30 in avanti qualche considerazione su questo e su molto altro del professor Alberto Bagnai, che è anche un deputato della Lega, e di Claudio Borghi Aquilini, senatore leghista, su questa questione, dalle 9:30 in avanti. Intanto c'è un'altra notizia che è abbastanza trascurata dai quotidiani di oggi, il giornale le dà qualche spazio. Sulla pagina di attualità, pagina 14, la rivolta dei contadini che paralizza la Germania. Oggi gli agricoltori marciano coi trattori a Berlino e altrove. La protesta contro i tagli ai sussidi. Il paese rischia lo stop e l'instabilità politico-sociale. Agricoltori sul piede di guerra in Germania. Ne aveva parlato sempre l'amico e ottimo collega Carlo Cambi sulla Verità l'altro giorno, lo riprende oggi il giornale la questione. Inizia insomma la rivolta dei contadini contro il governo tedesco, trattori in marcia su Berlino e altre città. La protesta prosegue fino al 15 gennaio e vuole bloccare la Germania intasando le autostrade. La rabbia è tanta in un settore che nel 2021 rappresentava lo 0,8% del PIL. La mobilitazione del comparto agricolo è l'ultima crepa di una Germania sempre più instabile, sia sul fronte economico che politico. Gli agricoltori protestano contro i tagli ai sussidi, che sono parte del piano di austerità deciso dal governo. Dopo la crisi di bilancio, la Germania deve ridurre la spesa pubblica. Le forbici del ministro delle Finanze, Christian Lindner, non hanno risparmiato l'agricoltura. Saranno tagliati i sussidi al diesel, abrogata l'esenzione dei veicoli a uso agricolo dall'imposta sulle auto. Dopo le prime proteste dei contadini, il governo ha fatto una parziale marcia indietro. I mezzi degli agricoltori continueranno a essere esentati dal bollo e le sovvenzioni per il diesel verranno cancellate gradualmente fino al 2026. Ma per i sostenitori della protesta non basta, l'agricoltura non si tocca, tutto deve rimanere com'era.
perché altrimenti il comparto rischia di morire e la tensione intanto sale, scrive il giornale. Sullo sfondo c'è anche la crescita costante del partito di AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa per la Germania, che, un partito definito di estrema destra, continua a crescere. Insomma, l'inverno tedesco si preannuncia molto caldo, scrive il giornale. Dal giornale e dalla Germania passiamo alla Stampa e alla Polonia. Con questo servizio comincia un viaggio del quotidiano torinese nei paesi europei in vista delle elezioni del 6-9 giugno per il nuovo Parlamento europeo. E oggi si va in Polonia con il reportage di Monica Perosino su Donald Tusk, il Che Guevara polacco, niente po' di meno. L'ex numero uno del Consiglio dell'Unione Europea punta sui diritti e sulla lotta al nazionalismo. Con lui la Polonia è più comunitaria, più atlantista, siamo tutti sollevati, dove quel tutti chissà chi rappresenta, ma comunque qualcuno rappresenterà senz'altro. Dopo quasi un decennio a trazione sovranista, il nuovo premier Tusk appare come un paladino del progressismo. C'è un'intervista alla ministra per l'uguaglianza, attivista per i diritti LGBTQ+, femminista, anima per le proteste dell'aborto e nominata appunto delle proteste per l'aborto e è nominata appunto ministra per l'eguaglianza nel governo Tusk. Si tratta di Katarzyna Kotula. Siamo pronti a legalizzare le unioni gay in Polonia, è ora di separare lo Stato dalla Chiesa. Donne e comunità LGBTQ+ sono state perseguitate. La Polonia è molto più progressista dei partiti che l'hanno governata finora. 30,7% la percentuale dei voti raggiunta da Donald Tusk nell'ultima tornata. Anche l'appoggio all'Ucraina ne esce rafforzato, già stanziati 780 milioni che il precedente governo conservatore non riusciva a trovare. E c'è un retroscena firmato sempre da Monica Perosino sull'opposizione, quelle che erano al governo fino a poco fa. Sono tornati i barbari, così i sovranisti all'opposizione in marcia su Varsavia. Il partito di Kaczynski, il PiS, in crisi, tenta la strategia della destabilizzazione, convoca i seguaci, denunciando il fatto che la democrazia è a rischio. Dalla Polonia torniamo all'Italia. Sul quotidiano nazionale, il quotidiano nazionale Giorno, Nazione, Resto del Carlino, è involtolato in 4 pagine che aprono l'anno con i buoni propositi per il 2024. Tra i buoni propositi, la scuola che vogliamo, con un'intervista di Viviana Ponchia a Enrico Galliano, 46enne, insegnante di italiano, storia e geografia alle scuole medie nell'istituto comprensivo di Chions, in provincia di Pordenone. È uno degli studenti più amati sul web, è uno dei professori, più amati dagli studenti sul web. Il professore più amato d'Italia in classe e sui social, con 20 milioni di visualizzazioni. Il professore Enrico Galliano potrebbe fare l'influencer, cioè potrebbe vivere alla Ferragni o Ferragnez, ma insegnare gli piace molto di più. Alzatevi dalla panchina, il mondo è già vostro, malgrado noi adulti, dice il professor Galliano, Enrico Galliano, da Chions Pordenone, al Quotidiano Nazionale. Cercare la bellezza, ridere, leggere tanto, cambiare il mondo, uno studente alla volta. Che tirino fuori i superpoteri gli alunni, li hanno tutti, anche se loro non lo sanno. Si fa politica leggendo Emily Dickinson, mettendo 3 cestini per la differenziata, spargendo semi per farli germogliare. I voti sono come interventi chirurgici prima di Pasteur, bisturi che per curare aggravano la malattia. I social diventeranno come il fumo nei locali pubblici. Fra qualche anno ci stupiremo di un'abitudine così nociva. Non è un caso se i Chief Executive Officer, i capi azienda delle principali aziende informatiche, vietino ai figli di installare le app create da loro prima dei 16 anni. Questa resta una società maschiocentrica, dice ancora il professor Enrico Galliano al Quotidiano Nazionale. Con grande umiltà dobbiamo ammettere che il problema si risolverà lentamente. Le mani addosso alla nostra categoria, agli insegnanti, vengono messe da sempre, anche in senso metaforico. Quando hai le parole per descrivere quello che provi, difficilmente la rabbia diventa violenza. Anziché diventare materia obbligatoria, il teatro è lasciato all'iniziativa dei singoli insegnanti.
Il film simbolo per incorniciare questa intervista, ovvero L'attimo fuggente, quello con Robin Williams, naturalmente del lontano 1989. Invece sul giorno c'è un'altra cosa più pesante, diciamo decisamente più pesante, e non solo perché fa riferimento agli anni di piombo, ma alla vicenda di Aldo Moro. 46 anni dopo. Punti oscuri, silenzi, bisogna ancora indagare. C'è un'intervista a Beppe Fioroni, ex ministro democristiano, che dal 14 al 17, 2017 è stato presidente della seconda commissione parlamentare di inchiesta su Aldo Moro. Bisogna ancora indagare. Da report ieri sera nessuna novità, era già agli atti la presenza di 007 inglesi e poi tra l'altro il comando che rapisce Aldo Moro usa armi che in larga parte risalgono alla Repubblica Sociale Italiana, cioè vengono dalla destra italiana, storica, istituzionale, che poi si corruppe con gli inglesi e con gli americani e fu usata da inglesi e americani. Lo Stato venne a sapere della morte di Aldo Moro ore prima della telefonata con cui le Brigate Rosse annunciavano la presenza del cadavere in via Caetani. A rivelarlo su Report Claudio Signorile, allora numero 2 del Partito Socialista. La testimonianza però non è niente di nuovo, era già agli atti della seconda commissione sul delitto Moro. Il caso Moro è un caso freddo, un cold case, scrive Nino Femiani sul Quotidiano Nazionale di stamani. Non sono bastati 5 processi, 2 commissioni di inchiesta parlamentare a far luce sulla vicenda di Aldo Moro. Stavolta a far notizia le parole di Signorile, l'ex vice segretario del PSI, che aveva detto che sostanzialmente dice due cose nella trasmissione Report di ieri sera. Signorile era nello studio di Cossiga, seppero della morte di Moro tra le 9.30 e le 10. La telefonata del postino delle Brigate Rosse Valerio Morucci arrivò alle 12.15. Secondo, c'era una presenza ossessiva dei servizi segreti inglesi. 2 punti su cui Beppe Fioroni, nell'intervista al Quotidiano Nazionale di oggi, dice: non c'è niente di nuovo, sapevamo già tutto come commissione di inchiesta. Per quanto concerne i servizi segreti inglesi attivi sul caso, abbiamo detto dei servizi segreti inglesi quello che era documentabile già nella commissione di inchiesta. Per quanto concerne invece il memoriale Morucci-Faranda, abbiamo documentato che quel memoriale era scritto con l'assistenza dei vari servizi segreti. Mi sorprende che a tanti anni dalla fine della nostra commissione ci si rende ora conto di quante cose sono state ignorate e non sono arrivate all'opinione pubblica e non sono mai state divulgate. A proposito di retroscena, vi segnalo l'articolo sul giornale di Felice Manti. Un tweet sul governo scafista mette nei guai un sottufficiale della Guardia di Finanza che fu colui che indagò durante la pandemia Covid. È stato aperto un provvedimento disciplinare per il luogotenente che, da polizia giudiziaria, ha aiutato la Procura di Bergamo a ricostruire la fallimentare gestione Covid da parte del governo Conte. Brutta aria in procura a Bergamo. L'ufficio giudiziario, che avrebbe voluto riscrivere la storia del Covid, è rimasto orfano del procuratore capo dallo scorso agosto, è guidato da una reggente. Nei giorni scorsi il giornale ha intercettato l'apertura di un procedimento disciplinare per uno dei vertici della polizia giudiziaria bergamasca, il luogotenente della Guardia di Finanza Marcello Barlabà, colpevole di aver forse ingenuamente condiviso alcuni post contro il governo di Giorgia Meloni. Così su Il Giornale, mentre sulla Verità abbiamo già visto l'articolo di Giacomo Amadori che si occupa di Matteo Renzi, che offriva con i suoi uomini la banda larga al colosso cinese Huawei. A pagina 2 trovate il dettaglio, ma l'abbiamo già citata prima, l'inchiesta di Amadori. A proposito di cose invece interessanti, tornando al giornale, c'è una bella recensione nelle pagine di spettacolo, pagina 24, di un film che fa neri i luoghi comuni sui neri. Uno scrittore afroamericano che non si piega ai soliti stereotipi sull'emarginazione e viene emarginato. Si chiama American Fiction. Arriverà in Italia questo film il 20 di gennaio. Debutto alla regia cinematografica di Cord Jefferson, sceneggiatore di serie come Succession. Protagonisti Jeffrey Wright nei panni dello scrittore Thelonious Monk Ellison, che è un afroamericano alle prese con gli stereotipi e i pregiudizi sulla letteratura nera in America.
È il film più divertente che abbiamo visto, scrive Sara Frisco da Los Angeles, premiato a Toronto lo scorso settembre. American Fiction ha ottenuto svariate candidature a svariati premi. È una dramedy adattata dal romanzo Erasure di Percival Everett e racconta l'irritazione del protagonista a causa del fatto che la sua ultima opera non ha avuto successo. Tratto da un romanzo, appunto, questo film parla della questione razziale, che è diventata ormai una questione integralista. Un film che fa a pezzi o fa neri i luoghi comuni sui neri. Segnatevi sto titolo, American Fiction. A proposito di American, andiamo a pagina 13 della Stampa di stamani, laddove c'è l'intervento, il pezzo tradotto dal New York Times dell'economista Paul Krugman sui finti anti-Trump. Wall Street tifa per Nikki Haley, candidata repubblicana moderata, ma lei deve destreggiarsi fra una base estremista, quella del Partito Repubblicano, e le pressioni delle lobby e dell'establishment. Questa è l'analisi di Paul Krugman. Tutto quello che Wall Street desidera è un ipocrita vero, qualcuno che possa convincere la base repubblicana a condividere l'estremismo, ma la cui priorità effettiva sia l'arricchimento dell'1% famoso della popolazione, cioè di lor signori, quelli che Wall Street rappresenta. Chiedere troppo? A quanto sembra sì. Questa è la situazione del Partito Repubblicano. Wall Street tifa per Nikki Haley, che dovrebbe fregare voti a Donald Trump. Mentre, tornando alle cose domestiche, sul Corriere della Sera c'è in primo piano, pagina 6, un articolone di Marco Cremonesi e Marco Galluzzo sui sondaggi per decidere chi candidare alle europee, il premier Meloni, Salvini, Tajani che dice no alla candidatura di Giorgia Meloni, il timore di Fratelli d'Italia di vincere troppo, il che farebbe incazzare gli alleati. E non è mai troppo bello vincere troppo. Se vinci troppo, quelli che ti stanno di fianco possono cominciare a irritarsi. Sul quotidiano nazionale, il giorno Nazione, il resto del Carlino, vi segnalo invece un'intervista a pagina 2, quella alla ministra della Famiglia e della Natalità, Eugenia Roccella. Bisogna fare un cambio culturale perché la demografia italiana va malissimo, si continua a fare sempre meno figli, non è solo una questione economica, è una questione che colpisce tutto il mondo sviluppato. È bene che la sinistra abbia capito il tema. Su questo tema c'è anche l'intervista di Tobia De Stefano a Ettore Gotti Tedeschi, banchiere e studioso che ha dedicato diversi articoli e libri anche al tema demografico. Per salvare il pianeta dall'inquinamento bisogna fare più figli. È la tesi del professor Gotti Tedeschi. Il calo demografico deprime il prodotto interno lordo. Per sostenerlo abbiamo delocalizzato la produzione in paesi con alte emissioni. La maternità cool resta un tabù, cioè rendere attraente la maternità. Non è una visione miope, è un disegno. Soltanto in Occidente l'uomo viene rappresentato come il cancro della natura. Mentre si discute anche di regionali, di candidature alle regionali, la proposta della Lega, Fratelli d'Italia nelle roccaforti rosse, cioè lasciare agli alleati la scelta nelle regioni di sinistra nel 2025, in cambio della riconferma degli uscenti. Gli uscenti di centrodestra sono Cirio in Piemonte, Marsilio in Abruzzo, Bardi in Basilicata, Solinas in Sardegna, Donatella Tesei in Umbria. C'è l'intervista su questo tema ad Andrea Crippa, deputato, vice segretario della Lega. Toccherà ai leader decidere, dice il leghista Crippa. Giorgia, ci pensi bene o rischiamo di perdere? In Sardegna Solinas e il Veneto dovrà restare a noi, dice Crippa. Confermiamo gli uscenti per questa tornata elettorale. Poi tra 2 anni si va a vincere dove siamo ancora all'opposizione. A proposito di candidati, tutti lo danno per candidato con la Lega nel centro Italia, nel collegio elettorale centro Italia per le prossime europee. C'è un pezzo su di lui sul Corriere della Sera. Si tratta naturalmente del generale Roberto Vannacci. Il pezzo è di Fabrizio Roncone. Il generale che divide, io contestato, dice lui, la gente è con me. Un'ampia fetta della società vuole sentire
Ciò che dico per 40 persone che mi contestano, ce ne sono ogni volta 400 che mi applaudono, dice il Vannacci. Faccio il militare per ora, poi se cambierò idea e mi candido sarò io a comunicarlo. Ma su Vannacci, scrive il Corriere della Sera, la Lega si è spaccata, il presidente della Camera Fontana ha detto no, così come Giorgetti, Zaia, Fedriga. Il generale intanto è stato strigliato dal ministro Crosetto. Per fortuna che c'è un imprenditore che ha le idee molto chiare sulla questione invece del rilancio, no? Anche Vannacci ha le idee chiare, dice la gente è con me. Anche Brunello Cucinelli, mister Kashmir, dall'Umbria, dice i profitti sono eccessivi, i salari sono troppo bassi, si cresce soltanto migliorando il lavoro, dice il profeta del Kashmir, mentre non sono sicuramente con Vannacci questi due coniugi di Ventimiglia che sono definiti da Nicolò Zancan sulla Stampa di Torino gli angeli dei migranti, a casa di una coppia a Ventimiglia che ospita i migranti respinti. Così Loredana e Filippo hanno dato finora un tetto a 600 persone. La verità è che aiutare gli altri, dicono loro, ti cura l'anima. Dice Loredana, c'è un linguaggio universale, è una cosa magica, ci siamo sempre capiti con tutti i migranti. Io sono più brava con l'accoglienza, abbiamo avuto anche 30 persone in una settimana. Filippo, il marito, quando avvicini queste donne violentate in Libia, si chiedono cosa vorrai in cambio. Non è stata una decisione solenne la nostra, è andata così, forse perché siamo stati scout. Oltre a vitto e alloggio offrono consigli. In 4 anni sono diventati quelli del furgoncino rosso. Lui raccoglie chi è in mezzo alla strada. Vi confesso che non ho letto tutto l'articolo, quindi non ho capito dove costoro trovino le risorse per questo genere di accoglienza, ma sicuramente le hanno trovate perché lo fanno. Sulla Stampa di Torino va segnalato anche una bella intervista, ma da leggere veramente, all'avvocato Franco Coppi, avvocato ormai anziano, ma un monumento dell'avvocatura italiana. Il professor Franco Coppi aveva difeso anche l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, ingiustamente accusato dell'omicidio di più di 30 anni fa, nel 1990. Chi ha ucciso Simonetta è un mostro, ma continuare a indagare non ha senso, dice il professor Coppi, che appunto difese l'ex fidanzato e che parla delle nuove accuse contro il figlio del portiere dello stabile, Vanacore. Si sta consumando il processo più pericoloso, dice l'avvocato Coppi, quello mediatico, nome, cognome, foto e tutto quanto. È totalmente inaccettabile, dice Coppi, che si vada così. E il tempo non giova alle indagini, certamente. Dopo 30 anni la maggior parte dei testimoni non ci sono più. La prescrizione, la prescrittibilità andrebbe pensata pure per l'omicidio quando dopo anni non si trova la verità. Difesi Raniero Busco, il fidanzato. Ci fu tanta superficialità all'inizio del caso nella valutazione delle prove. Adesso continuare a indagare ha molto poco senso, secondo l'avvocato Coppi. Facciamo in tempo a segnalare anche il caso della Basilica di San Marco allagata. La Basilica di San Marco a Venezia ha fatto i conti con l'alta marea. L'allagamento si è verificato per il mancato posizionamento di 6 paratoie in vetro nei varchi semovibili della cintura protettiva installata attorno alla Basilica. Una svista nella gestione del sistema che ora dovrà essere chiarita. È diventato però un caso la Basilica sott'acqua per dimenticanza o per errore. A questo punto abbiamo l'ultimo articolo da segnalare, poi facciamo una piccola pausa. L'ultimo articolo ha a che fare, sul Corriere della Sera, uno su tutti, con quel drogato di Elon Musk. L'hanno scoperto solo adesso. Gatta Cicova, cosa ci sarà sotto? È una cosa che puzza lontano 10.000 chilometri, che scoprono adesso che Musk si fa di questo e di quell'altro. Chiamare il figlio XAE a 12, bere 8 lattine di Coca Zero al giorno, concedersi scoppi d'ira, guidare l'auto sottomarina, le intemperanze da miliardari, genere in cui Elon Musk eccelle, sembrano non avere limiti. Ma un limite c'è, il parere degli azionisti, dirigenti e investitori di Tesla, SpaceX e X, l'ex Twitter, hanno acconsentito a mettere nero su bianco per il Wall Street Journal preoccupazioni e aneddoti che circolano sulla familiarità di Elon Musk con droghe illegali
chetamina, funghetti allucinogeni, LSD, ecstasy e cocaina. Adesso andiamo a farci un bel mix di tutta questa bella roba qua durante la pausa, naturalmente, per essere più pimpanti e sdrenati e creativi che mai quando ritorniamo in onda tra pochissimo con non con il live, perché quest'oggi non può essere con noi Riccardo Molinari, ma manderemo un suo intervento recente alla Camera dei Deputati che fa un po' il punto sulla finanziaria, sulla legge di bilancio, e poi ascolteremo anche 8 gennaio del 1995, mentre ci prepariamo al ricordo di un amico che ha condotto qui innumerevoli trasmissioni musicali di alto livello, il maestro Ciato, che moriva il 6 gennaio del 2023. Recupereremo anche un suo pezzo in chiusura di trasmissione alle 9:30 o dopo le 9:30, prima delle 10:30, insomma. Intanto però 8 gennaio 1995, Bulli e Pupe, un altro musical che era ancora in pista in quell'anno con migliaia di repliche, e sentiremo un altro pezzo famosi, gli interpreti Frank Sinatra, Dean Martin. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Qui Parlamento.